Buongiorno a tutti, ben ritrovati all'Ateneo Veneto anche quest'anno. Siamo insieme nell'aula magna di Campo San Fantin e siamo arrivati al 211° anno accademico. Noi oggi qui stiamo per parlare di quello che è la storia, gli eventi dell'istituto culturale più antico della città e ancora vivo e vegeto, longevo, che ci accompagnerà nel corso del 2023 con dei nuovi eventi, con dei nuovi appuntamenti e ci teniamo a dirlo sempre liberi e gratuiti, perché questo è il mandato dell'Ateneo Veneto. Noi siamo stati fondati per fare cultura a tutti i livelli, scienze, lettere, arti, e quindi a me non resta che invitare sul palco la nostra Presidente Antonella Magaraggia, che ci illustrerà esattamente che cosa andremo a vedere. Grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti all'Ateneo Veneto. Ringrazio per la presenza alla nostra inaugurazione le autorità civili, militari, religiose, i soci, gli amici dell'Ateneo e il pubblico tutto. Inizio con la lettura della missiva che gentilmente il Presidente della Regione ci ha voluto inviare. Gentile Presidente Magaraggia, dispiaciuto di non poter partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico, desidero rivolgere l'augurio di un buon inizio d'anno. L'Ateneo Veneto è un'istituzione importante che fa parte della storia di Venezia. La sua attività continuativa nel tempo ha contribuito alla crescita culturale di questa meravigliosa città e del paese, grazie alla qualità degli approfondimenti scientifici, storici e di attualità, come l'emergenza sanitaria e lo scoppio della guerra in Ucraina. Il confronto di idee, come quello che avviene in questa istituzione, diventa quindi un possibile antidoto alla paura e una scintilla per illuminare il domani, per costruire un nuovo patto sociale insieme, a cominciare dai giovani che ritengono essere maestri di futuro, che possono trovare delle guide in chi ha già tracciato un percorso, come la dottoressa Ilaria Capua, con la sua straordinaria esperienza professionale nel mondo della ricerca. Ringrazio lei e i soci per il lavoro svolto. Grazie Presidente Zaia, che oltretutto è stato anche nostro ospite per la presentazione del suo ultimo libro. L'anno scorso ho iniziato il mio discorso parlando della guerra appena scoppiata. Non avrei mai pensato che a un anno di distanza la guerra fosse ancora in corso. Come diceva Gino Strada, la guerra non è mai la soluzione, la guerra è il problema. Da questo, che è un luogo di cultura e quindi di pace, arrivi ancora una volta forte il nostro sostegno al popolo ucraino, accompagnato dalla speranza che questo orrore finisca quanto prima. Come dice il Santo Padre, sulle macerie non si costruisce alcuna vittoria. Il mio compito in sede di inaugurazione è quello di raccontare un po' quello che è accaduto lo scorso anno e di illustrarvi quello che accadrà nell'anno in corso. Sarà un po' un elenco telefonico, dovrete portare pazienza, ma è una parte doverosa della nostra giornata. Parlando delle nostre attività vorrei ringraziare i soci, il comitato di presidenza, il consiglio accademico e tutte le cariche istituzionali, perché sono davvero una fonte inesauribile di proposte e anche di organizzazione di eventi tutti di altissimo livello. La nostra programmazione nell'anno si è svolta con i soliti nostri corsi che ormai affrontano praticamente tutto lo scibile umano, dalla storia all'archeologia, alla medicina, alla geografia. E devo dire che quest'anno sono stati partecipatissimi, al punto che abbiamo avuto anche problemi proprio di afflusso, insomma di contenimento nelle sale, quindi sia in presenza e sia anche su YouTube, perché tutti i nostri corsi vengono registrati. Ne faremo degli altri. A Venezia, che ospita la Mostra Internazionale del Cinema, non potremo non fare un corso sulla storia del cinema e abbiamo inaugurato anche nuovi cicli. All'inizio dell'anno avevo detto che avrei dato più
importanza all'aspetto scientifico, abbiamo iniziato e continueremo con i colloqui di medicina e chirurgia. Altro ciclo che abbiamo impostato, tenuto conto che Venezia è una città di grandi viaggiatori, è l'Ateneo in Viaggio. Abbiamo parlato di viaggiatori antichi, Miani, Mannucci lo scorso anno, parleremo quest'anno di viaggiatori moderni, avremo tra poco Paolo Rumiz. Un ciclo a cui tengo molto è quello che abbiamo chiamato Donna Ateneo, che si occupa della situazione delle donne sotto vari aspetti. Abbiamo iniziato lo scorso anno ricordando il primo processo per stupro. L'8 marzo adesso faremo un incontro in cui parleremo della situazione delle donne afghane, curde e iraniane, ma non sarà solo l'8 marzo. Continueremo ad occuparci della situazione di queste donne che meritano l'attenzione delle donne che i diritti li hanno già acquisiti. A maggio, assecondando la nostra vocazione storica, inizieremo un ciclo sulla storia delle donne a Venezia, e iniziando dal Rinascimento. Dicevo che la nostra programmazione è ad ampio spettro. Un filone a cui teniamo tantissimo è quello dei problemi della città. Quest'anno abbiamo parlato di tutto, dal porto alle barriere per proteggere la Basilica, dal destino del mercato di Rialto a quello dell'ospedale Giustinian. Abbiamo appena fatto un incontro qualche giorno fa sullo smart working, che può diventare un grandissimo volano per ripopolare Venezia o per consentire ai veneziani di lavorare senza grossi problemi di spostamento. Continueremo con un incontro sul famigerato o tanto discusso contributo di ingresso e con i noti problemi legati alla residenzialità. L'incontro sulle leggi speciali che non abbiamo fatto lo scorso anno lo faremo quest'anno proprio in occasione del 50° della prima legge, che è del 1973, come tutti ricordate, e lo faremo in collaborazione con i comitati privati internazionali per la salvaguardia di Venezia. Ecco, a proposito delle collaborazioni, tengo a sottolineare che molti degli incontri che abbiamo fatto hanno visti come coprotagonisti regione, comune, ordini professionali, università. Avevamo detto che avremmo coltivato della rete della cultura veneziana, e così abbiamo fatto. E veramente, diciamo, lo sapevo già, ma in quest'anno di presidenza mi sono riconfermata che l'Ateneo è davvero un luogo amato dai veneziani e amato anche dai foresti, che lo ritengono un luogo adeguato per prestigio e serietà per organizzare eventi. E questo penso sia dovuto alla capacità che abbiamo di essere terzi e corretti. Qualsiasi incontro che venga fatto è sempre un incontro a più voci, non è l'incontro che, voglio dire, parla con una sola voce, ma con più voci e con un confronto molto corretto, a differenza di quanto accade spesso nei dibattiti di questi tempi. E questo ci consente di trattare qualsiasi argomento, anche quello più spinoso. Lo scorso anno ci siamo occupati di eventi importanti del secolo breve, molti gli incontri dedicati al fascismo ai 100 anni della marcia su Roma, con Scurati, Cazzullo, Rizzo, Campi, Bidussa. Abbiamo rievocato, perché l'Ateneo coltiva la memoria e non coltiva solo la memoria remota, ma anche la memoria recente, che troppo spesso invece viene, come dire, schermata. E quindi abbiamo ricordato gli anni di piombo nel nord-est, dove il nord-est ha pagato molto, con gli stragismi di destra e di sinistra. E abbiamo celebrato anche i 30 anni dalle stragi che hanno visto la morte di Falcone e Borsellino. Abbiamo fatto un esperimento di occuparci della superattualità. Abbiamo fatto un incontro sui referendum sulla giustizia
e abbiamo visto che è stato molto partecipato, perché abbiamo, come dire, tentato di far capire questi quesiti referendari molto tecnici, anche un po' oscuri, e il nostro pubblico ha molto apprezzato questa divulgazione, al punto che il 28 ne faremo uno sul 41 bis, perché sono argomenti di cui molti parlano, ma parlano in maniera scorretta. E quindi vedremo di far capire anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione. Molti gli incontri che abbiamo fatto e continueremo sul cambiamento climatico, sia a livello planetario, sia declinato in relazione alla nostra città, che abbiamo detto sempre può diventare proprio un laboratorio, perché come tutte le zone costiere è quella più interessata da uno dei fenomeni del cambiamento, che è l'innalzamento dei mari. Seguiremo anche i lavori di questa Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, che ha un nome molto pomposo, dalla quale ci aspettiamo molto, e vogliamo capire che cosa verrà fatto, o se sia solo una bella sigla dietro al quale possiamo trovare poco. Voglio ribadire, e insomma l'ho anche detto illustrando i nostri eventi, che io tengo molto alla vocazione di alta divulgazione che ha l'Ateneo. Siamo in un mondo in cui le informazioni sono tantissime e facilmente reperibili su internet. In pochissimo abbiamo informazioni su tutto, ma difficilmente ne troviamo di corrette e di imparziali. Questo perché la divulgazione è un affare complicato. Deve essere fatto da persone molto competenti e molto capaci di comunicare. Karl Klaus diceva: la cultura è quella cosa che i più ricevono, molti trasmettono e pochi hanno. L'Ateneo è composto da eccellenze che rientrano tra quei pochi che hanno cultura, che mettono a disposizione i loro saperi perché quei più di cui parla Karl Klaus diventino moltissimi. Quest'anno ci siamo anche lanciati nella produzione di un docufilm denominato Passeggiata Canoviana. Abbiamo fatto un intenso convegno ai 200 anni dalla morte di Canova, e al quale è seguito questo docufilm, ringrazio la Regione Veneto perché ci ha finanziato, sui luoghi frequentati da Canova prima di andare a Roma. L'abbiamo anche dotato di sottotitoli perché è un prodotto che noi vogliamo esportare, perché rientra in un altro filone che stiamo seguendo, che è quello dei Veneti nel mondo, cioè quello in cui noi ci mettiamo in contatto con i nostri corregionali che sono all'estero e con i tantissimi istituti culturali italiani che esistono all'estero. Abbiamo capito che sono veramente affamati di cultura, di ricordare la storia della patria che hanno lasciato, ma noi vorremmo anche che diventasse una cosa più univoca, perché anche loro hanno una cultura da portare a noi. E noi abbiamo fatto un'apposita sottosezione all'interno del nostro sito proprio dedicata a questo. A proposito del sito, l'abbiamo riorganizzato sia dal punto di vista strutturale e anche con una sorta di restyling tuttora in corso, con possibilità di collegamenti diretti al canale YouTube e ai social media. Abbiamo visto che siamo molto, molto, molto seguiti e infatti abbiamo registrato moltissimi degli eventi. Per noi è un costo significativo, però abbiamo visto che siamo seguiti, insomma, che è importante che quello che accade qui venga diffuso. Abbiamo anche aggiornato nel sito, così abbiamo messo una migliore illustrazione delle nostre sale e stiamo rifacendo anche le schede che le riguardano, perché come probabilmente chi frequenta l'Ateneo avrà visto, la nostra sala biblioteca è diventata
meglio riorganizzata, effettivamente una terza sala, ha tutte le dotazioni e quindi abbiamo una grande sala qui, una media e una piccola che è la sala Tommaseo. E la locazione delle sale, bisogna dirlo, è quello che ci consente di sopravvivere. A fronte degli scarsissimi e sempre inferiori contributi che vengono dallo Stato, se non locassimo, soprattutto per la Biennale, le sale, noi non sopravviveremmo. E lascio a voi trarre gli opportuni giudizi. Continua il nostro progetto di interculturalità, sia all'interno della città che fuori. Abbiamo fatto la giornata Studiare a Venezia, in cui abbiamo fatto dialogare più istituzioni, l'Università di Ca' Foscari, le biblioteche, gli archivi, le varie istituzioni. Ne faremo una sulla governance dei musei. All'esterno della città siamo in contatto con le accademie omologhe alla nostra, sia in Veneto sia nelle altre regioni, per un confronto. Il confronto è importante tra le accademie. Noi quest'anno siamo capofila e a ottobre faremo un convegno sulla selezione della classe dirigente, perché nel Novecento la classe dirigente si selezionava in una certa maniera, adesso si seleziona o non si seleziona, non abbiamo ben ancora capito, in tutt'altra. Ultimo argomento che tratto è quello dei giovani, grosso problema. Avevamo sempre detto di non fare solo delle cose per i giovani, ma di renderli protagonisti. Ci abbiamo provato. L'Art Night è andata benissimo, i ragazzi previamente istruiti hanno, fatto vedere l'Ateneo, erano stati degli ottimi ciceroni. Abbiamo fatto delle maratone di lettura, una collegata al Veneto che legge, organizzata dalla Regione, una nostra, con la lettura integrale di Se questo è un uomo, in cui abbiamo messo insieme ragazzi, amici, attori, detenuti, ospiti del centro di salute mentale. È stata una cosa emozionante e così riuscita che darà il corso, ha dato stura ad un ciclo che abbiamo denominato di letture civili, che andrà in tutta la città. Adesso incominceremo il 25 aprile con le lettere dei condannati a morte che faremo all'M9 e si concluderà poi qui di nuovo all'Ateneo Veneto. Mi piace anche dire che il 30 aprile ospiteremo la seduta plenaria del Parlamento Europeo dei Giovani. Per chi non lo sapesse, il Parlamento Europeo dei Giovani è un'istituzione voluta dal Parlamento Europeo, riunisce i ragazzi di tutta Europa, i quali in una serie di giornate simulano i lavori del Parlamento Europeo. Quindi per 3 giorni faranno delle sottocommissioni e poi la seduta plenaria, come quella che ci sarà al Parlamento, verrà fatta qui in Ateneo. Ci rendiamo anche conto che parlare di giovani vuol dire anche favorirli economicamente e grazie a un contributo della Fondazione di Venezia abbiamo uno studente di Ca' Foscari che per 6 mesi è qui con noi, tra l'altro bravissimo, scannerizza, ha iniziato a scannerizzare i nostri libri rari e preziosi. È un inizio della scannerizzazione del nostro veramente imponente patrimonio di libri rari che vorremmo poter continuare a fare. E sempre per i ragazzi, poiché i nostri soci praticamente coprono, credo, tutte le professioni possibili, abbiamo fatto varie interviste a ognuno di loro, una l'ho fatta anche io, in modo da far capire dalla diretta voce di chi lavora cosa vuol dire fare quella professione. L'abbiamo messo su YouTube nel periodo della pandemia e invece lo vorremmo fare in presenza con un'interazione diretta fra i ragazzi e i nostri soci. Ci siamo resi conto che abbiamo messo in cantiere molto, anche con significativi riscontri, ma devo dire che l'organizzazione
non è semplice. Abbiamo cercato di disciplinarla, di fare delle schede, di dare dei termini per l'organizzazione degli incontri, ma la fatica è tanta, viste anche le forze della nostra segreteria. E al personale di segreteria e di sala va il mio sincero, profondo ringraziamento. Per la dedizione proprio e la competenza. Concludo. Vi risparmio i lavori di restauro di questo edificio. Come avete sentito in questa mia relazione, non ho mai parlato al presente, al singolare, ma al plurale, perché penso che il nostro sia un lavoro di squadra e poi perché non sta a me giudicare il lavoro della Presidenza. L'unica cosa che voglio dirvi è che la passione che vi avevo promesso all'inizio del mio mandato l'ho messa tutta. Grazie per avermi ascoltato e sempre viva l'Ateneo. E adesso veniamo alla parte importante di questa mattinata, alla Lectio Magistralis di Ilaria Capua, che non avrebbe bisogno di presentazione, ma io la presento lo stesso. È Preeminent Full Professor e direttore del Centro di Eccellenza One Health dell'Università della Florida, che promuove l'avanzamento della salute come sistema integrato attraverso approcci interdisciplinari. Per oltre 30 anni ha diretto gruppi di ricerca a livello internazionale, lavorando sulle infezioni virali trasmissibili dagli animali all'uomo e sul loro potenziale pandemico. Nel 2006, a fronte della minaccia pandemica causata dal virus dell'influenza aviaria, ha lanciato un'iniziativa per condividere i dati genetici dei virus su piattaforme digitali open source. Oggi, grazie proprio a quell'iniziativa che ha ridefinito la politica delle organizzazioni internazionali, milioni di sequenze di SARS-CoV-2 sono disponibili in database pubblicamente accessibili. È grande ufficiale della Repubblica Italiana e nel 2021 le è stato assegnato il premio Ipazia dall'Accademia Europea delle Scienze. Saggista e autrice di grande successo, di libri di grande successo, è editorialista del Corriere della Sera. E io, se posso aggiungere, visto che la conosco, la ritengo una donna davvero speciale. Prego. Grazie. Grazie ad Antonella che un'amica, oltre che una straordinaria presidente. Grazie a voi per essere qui stamattina e grazie all'Ateneo Veneto. Perché grazie all'Ateneo Veneto? Perché io sono stata qui all'Ateneo Veneto 10 anni fa e tra l'altro credo di essere stata la prima donna allora ad aprire ad inaugurare l'anno accademico e sono certa che da ora in poi di donne ce ne saranno sempre di più, no? Da allora sono passati 10 anni, sono certa che se non ce ne sono state di donne con questa, diciamo, responsabilità ce ne saranno sempre di più. Però io voglio dirvi una cosa prima di iniziare a parlarvi di salute circolare. Voglio dirvi che io ho deciso di tornare in Italia e quindi insomma sono in fase di trasferimento intercontinentale e questa è la mia prima presenza in Veneto da quando ho deciso di tornare ed ho deciso di venire qui all'Ateneo Veneto come mio ritorno in questa regione che tanto mi ha dato. Io ho lavorato per per 18 anni in Veneto e il Veneto mi ha dato moltissimo
e quindi sono felice di essere qui all'Ateneo a portarvi delle idee nuove, perché di cose ne sono successe negli ultimi 10 anni e sono cose che hanno riguardato tutti noi, sono accaduti degli eventi trasformazionali importanti e io credo che nel segno proprio della missione di questo Ateneo, cioè di fare cultura, noi non possiamo far finta che tutto quello che è successo non sia successo e continuare a fare le cose come facevamo prima. Questa è la base su cui poggia Salute Circolare, che veramente io credo deve essere il modo di affrontare la salute in futuro. Io voglio cominciare dallo sport, perché sapevo che ci sarebbero stati un sacco di maschi, e quindi ai maschi di che cosa gli parli? Gli parli di sport, giusto? Allora, per i maschi presenti in sala, questo è salto in alto ed è diciamo uno sport che fino a un certo punto veniva svolto con una certa tecnica, che è questa del salto diciamo frontale. E vedete che sti due poretti, insomma, specialmente quello là di sinistra, quando è atterrato non si sa poi dopo se si è alzato ed è riuscito a camminare, ma soprattutto non si riusciva a oltrepassare una certa soglia di altezza con questa metodologia di salto. Fino a quando è arrivato Fosbury, vedi che mi date un sacco di soddisfazione. È arrivato Fosbury. Questo Fosbury che cosa ha fatto? Ha pensato, ma scusa, ma io perché devo saltare in avanti e rischiare di rompermi l'osso del collo? Io magari faccio un salto all'indietro. E facendo un salto all'indietro ha rivoluzionato il salto in alto e ha permesso agli atleti che sono venuti dopo di lui di raggiungere dei livelli di salto sempre maggiori. Allora io oggi con voi voglio fare questo, voglio farvi vedere che è possibile cambiare il modo di fare le cose in maniera diversa e raggiungere dei livelli sempre migliori. Allora, a me piace insomma partire dall'arte. Questo è Giotto nella Basilica di Assisi ed è una natività, siamo a Carnevale, o meglio siamo ormai in Quaresima e quindi la natività insomma c'entra sì e no, ma infatti io non vi voglio parlare di natività, ma vi voglio parlare di lui, il bue. Il bue che sta in tutte le natività. E il bue che ci sta a fare nelle natività? Ci sta perché scalda il bambinello. E come lo scalda il bambinello? Attraverso il fiato. Il fiato. Dovete sapere che proprio più o meno intorno a questi tempi qua, 500 anni prima, però insomma voglio dire, si parla di macrocicli, un virus presente nelle mucche, di nome peste bovina, fece il salto di specie, infettando degli esseri umani, dei bambini, e questo virus, partito dal bue, infetta l'uomo e diventa morbillo. Con questo che cosa vi voglio dire? Che le malattie vanno in macrocicli. Quando mi dicono ma il Covid finisce, ma il morbillo è 2500 anni che ce l'abbiamo, ma mo secondo voi il Covid finisce domani? No, abbiamo convissuto col morbillo, abbiamo convissuto con la varicella, abbiamo convissuto con un sacco di altre infezioni e conviveremo anche con il Covid, ma sono macrocicli, sono cicli di migliaia di anni. Sono cicli che tra l'altro hanno molto a che fare con il rapporto ed il contatto fra uomo e animale.
E qui vi faccio un piccolo riassunto, non vi parlerò di virus, state tranquilli, non vi parlo di Covid, però ho bisogno di agganciarmi a una, diciamo, realtà assolutamente chiara sotto i nostri occhi, e che è quello che le grandi malattie che hanno colpito Homo sapiens, che siamo noi, che stiamo dentro la stessa casella degli animali, non stiamo insieme alle piante noi, non stiamo insieme alle pietre, stiamo insieme agli animali. Moltissime delle piaghe che hanno colpito l'umanità sono arrivate dagli animali. La peste aveva il serbatoio, come sapete, a Venezia, capirai, nei topi, nelle pantegane e via dicendo. L'influenza spagnola, di cui tanto si è parlato, che ha, insomma, causato, si dice, 100 milioni di morti all'ora, arrivava da un virus che stava negli uccelli. L'HIV, non vi devo dire io, quelli della mia generazione sanno che questo virus ha stravolto, no? Le nostre vite, le nostre esistenze, il nostro modo di rapportarci agli altri. E l'HIV da dove arriva? Arriva dalle scimmie, quindi sempre dagli animali. E poi ovviamente il Covid. Allora io con questo che cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che le pandemie sono eventi trasformazionali. Quindi ci sarà un prima e un dopo. Non è possibile che un evento dirompente e così penetrante nella popolazione, pervasivo, ci lasci senza niente dentro, ci lasci vuoti, ci deve lasciare con un desiderio di cambiare. E quindi noi come specie Homo sapiens, quelli che hanno più sale, insomma, più connessioni nel cervello, eccetera, eccetera, dobbiamo imparare e guardare al futuro in un altro modo. Però, ahimè, non è che ci abbiamo avuto solo la pandemia. In questo momento e in questo periodo, e non ci metto dentro la guerra perché sennò non finisco mai e ne veniamo fuori tutti con le ossa rotte, vi parlo solo di altre cose che stanno succedendo che riguardano diciamo, gli aspetti più biologici, naturali della nostra esistenza. Abbiamo visto che la pandemia ha messo in crisi i sistemi sanitari di tutto il mondo, vi ricorderete i cinesi che costruivano gli ospedali in 10 giorni, ma nel contempo che cosa sta succedendo? Sta succedendo che questo è l'anno scorso più caldo da quando Homo sapiens ha deciso di misurare la temperatura. Quindi in tutto il mondo si sono osservate da Jeddah a Città del Messico al Canada delle temperature record, non solo, ma la temperatura, diciamo la media della temperatura è stata largamente sopra alla norma, e sappiamo che se fa tanto caldo poi dopo cosa succede? Succede che arrivano gli eventi meteorologici estremi, cioè al di là del caldo che insomma arriva la siccità, arrivano le bombe d'acqua, e tutto questo è collegato perché nella nostra meravigliosa astronave pianeta Terra dobbiamo ricordarci che è un sistema chiuso. Non è un sistema aperto, non c'è uno sportello dove noi possiamo buttare tutte le nostre peggiori intenzioni. Noi viviamo in un sistema chiuso, quindi quello che scarichiamo alla fine ci ritorna con l'acqua, ci ritorna con l'aria, ci ritorna con gli alimenti. E poi aggiungo, vedete questa, di cui diciamo voi vi siete, così penso, molti di voi vi siete accorti solo con la guerra, cioè il problema della crisi alimentare, il fatto che noi siamo 8 miliardi, no? Sulla Terra, e queste 8 miliardi di persone devono mangiare. E come si fa a fare mangiare a 8 miliardi di persone, di cui parecchie vivono in aree molto svantaggiate? Bisogna spostare gli alimenti. Questa è una mappa di come si spostano gli alimenti nel mondo. Quindi diciamo che la situazione è abbastanza complicata, ed è una situazione
che va assolutamente gestita. Non possiamo pensare che ci pensa qualcun altro, perché non ci penserà qualcun altro. Quel qualcun altro siamo noi. E quindi io vorrei accompagnarvi, prendermi per mano uno per uno e farvi fare quell'inizio di salto, no? Ma per fare quell'inizio di salto bisogna vederle certe cose, bisogna capirle. E quindi, utilizzando i 4 elementi, acqua, aria, terra e fuoco, vi racconterò un po' come si può guardare e approcciare la salute in modo circolare. La terra è quella che raccoglie la biodiversità. Voi prima della pandemia non avevate mai sentito parlare di un pangolino, ma non lo sapevate voi che c'era prima della pandemia? Anzi, è stato qualche giorno fa, il Pangolino Day. C'era, perché? Perché il pangolino, che vedete, non è che ha cervello tanto grande, non è molto smart, è uno degli animali più bracconati al mondo. Nel 2019 le autorità sanitarie hanno sequestrato 10 tonnellate di squame di pangolino. Cioè, ma avete capito quanti pangolini bisogna stendere per fare 10 tonnellate di squame? Squame su queste, su come le patatine. Ecco. Allora, se noi Homo sapiens andiamo ad invadere degli spazi che non ci competono, andiamo a massacrare delle popolazioni animali che porette dovrebbero stare per conto loro a fare la loro vita, che cosa succede? Che dentro questi animali, perché per raccogliere 10 tonnellate di squame lo devi ammazzare il pangolino e quindi entri in contatto con il sangue del pangolino, che chissà che virus c'ha, chissà che cosa porta. Ecco, abbiamo visto che probabilmente il pangolino è uno degli anelli di congiungimento fra il virus del pipistrello e il virus umano che ha provocato la pandemia. Ma la biodiversità però, sì, gli animali selvatici, gli animali strani come il pangolino, ma la biodiversità è anche la nostra elasticità, perché la nostra meravigliosa astronave è piena di sostanze e di tesori, io li chiamo i tesori, che possono aiutare la nostra salute, senza starvela a fare troppo lunga. Questa è una conchiglia di un certo tipo, dove dentro di solito c'è un lumacone di mare. Questo lumacone di mare va a caccia, che è difficile fare il lumacone di mare pure andare a caccia, perché come fai nel mare? E allora cosa ha escogitato il lumacone insieme all'evoluzione? Ha escogitato un pungiglione, il quale pungiglione, quando passa un pescetto così, viene sparato nel fianco del pescetto, il pesciolino si paralizza e il lumacone ha cacciato. Voi direte, sì, vabbè, ma queste cose le sappiamo, le abbiamo viste, Piero Angela ce l'ha raccontate, no? Cioè, è vero. Ma quello che forse non sapete è che dentro il veleno del lumacone ci sono delle sostanze, dei peptidi, che sono stati copiati dall'industria farmaceutica per produrre dei farmaci per curare il mal di testa, quello che non va via mai. Ci sono delle forme di mal di testa che magari derivano da interventi, che derivano da, insomma, sfortune di varia natura e che non passa. Come passa? Con il peptide che sta dentro il lumacone. E quindi se noi continuiamo ad invadere e a distruggere tutte queste sostanze, come gli antibiotici da dove arrivano? Dalla muffa. Cioè, madre natura, le sostanze che ci servono e che ci hanno curato, dove l'ha messe? Nei posti più strani, nei posti più impensati. E quindi è nostro dovere tutelare la biodiversità, compreso il pangolino. La terra ci dà da mangiare, cioè ci dà il cibo, e se il cibo non è salubre, noi ci ammaliamo. Se gli animali, perché noi mangiamo animali, mangiamo piante, le piante producono,
sono l'80% del cibo. Se noi queste piante che mangiamo non le rispettiamo, se noi gli animali che mangiamo, i prodotti di origine animale, il miele è un prodotto di origine animale, non li rispettiamo e non le diciamo, facciamo in modo che questi prodotti siano salubri, questo fa male a noi, quindi ci torna come boomerang. Le piante, adesso voi riconoscerete queste immagini, from Puglia, Xylella. Xylella che è un batterio trasmesso da insetti e questa diciamo è un po' una pandemia delle piante, no? Vogliamo dire un po'. Le piante non si muovono, ragazzi, le piante non si muovono, quindi dovrebbe essere facile intervenire per bloccare una malattia delle piante e invece no, è stato difficilissimo e questa infezione si è propagata fino a devastare un intero territorio. Per i non veterinari in sala, questa è una tartaruga di mare, è una tartaruga di mare che però non sta molto bene. Ha queste formazioni sulla pelle che ha forma di cavolfiore. Bene, queste lesioni sono provocate da un virus, che è un herpes. Voi lo sapete cos'è l'herpes? Yes? La febbre. Quando viene fuori l'herpes? Quando si è stressati, esatto. Quando si è stressati si abbassano le difese e l'herpes si fa sentire. E fra virologi, c'è il professor Chieco Bianchi qua, possiamo dirci che non è vero che i diamanti sono per sempre, gli herpes sono per sempre, perché non vanno mai via. Questi virus sono dei virus che hanno delle fasi di latenza, quindi si vanno un po' a dormire, appena ti stressi, ping, vengono fuori. Quindi mi pare ovvio che la suddetta tartaruga è stressata. Cioè, voglio dire, non è che la tartaruga poi c'ha il cervello molto più grosso, il pangolino, quindi non è stressata. E invece è stressatissima. Perché? Perché l'acqua è troppo calda. Perché le correnti si sono tutte trasformate. Perché l'acqua è sporca. E quindi, adesso vi racconto una cosa carina. Avete presente le tartarughette, quelle quando si vedono, che uno dice che belle tartarughette. Quelle tartarughette, quando tornano in mare, stanno un po' lì sulla costa e poi dopo scompaiono, vanno non si sa dove, si chiama fase pelagica della loro vita, scompaiono e riemergono dopo 2 o 3 anni, 4 anni, non si sa, e riemergono combinate così. Allora, questo è un segnale, è una spia di come stiamo trattando i nostri mari. E noi abbiamo bisogno degli oceani, abbiamo bisogno dei mari, abbiamo bisogno di mari ed oceani che siano in salute. Lo sapete voi che le poseidonie, le alghe, quelle che poi non so alghe, ma insomma, assorbono tantissima CO2, quindi i mari e gli oceani bisogna tenerli in salute, non solo per la povera tartaruga, senza parlare dell'acqua dolce e dei corsi di acqua dolce. Allora, la plastica, voi mi insegnate, è praticamente indistruttibile, comunque così si credeva. Invece, dopo anni e anni e anni che hai smollato una bottiglia di plastica nell'acqua, che cosa succede? Che questa bottiglia si degrada un po' e dà origine alle microplastiche. Le microplastiche. E lo sapete le microplastiche dove le hanno trovate? Nei pesci, ma questo mi pare ovvio. Nel cordone ombelicale delle donne incinta. Questo vuol dire che attraverso il pesce, attraverso quello che arriva dal mare, noi assumiamo le microplastiche di cui sappiamo pochissimo, però sappiamo anche che le microplastiche, così come la plastica, avete visto quando bisogna lavare una cosa di plastica, che è un po' unta?
mica si lava bene. Perché? Perché la plastica ha una capacità di fare aderire a se stessa l'unto, quello che è. Allora, il problema non è solo la plastica, il problema è quello che anche la plastica e le microplastiche si portano dietro. E purtroppo, per l'incuria, per il menefreghismo o per la distrazione di Homo sapiens, noi abbiamo delle situazioni di questo tipo. Sapete che c'è nell'Oceano Pacifico un'isola di plastica che è grande come il Texas, che tipo è grande come l'Europa, più o meno, cioè una cosa... Ecco, perché le correnti hanno portato tutta questa plastica lì. Ecco, questi elementi, terra e acqua, sono in comunicazione, perché l'acqua permea tutti gli ambiti e porta con sé. E io vi voglio dire che fra terra e acqua succede qualcosa che non dovrebbe succedere, ed è diciamo uno dei meccanismi attraverso i quali si perpetua una piaga, e un grande problema che dovremo affrontare è che è l'antibiotico resistenza. L'antibiotico resistenza sono le cosiddette infezioni ospedaliere, cioè uno va in ospedale per farsi un intervento, se si prende un'infezione da batteri antibiotico resistenti, praticamente insomma, è possibile o probabile che non ce la faccia a sopravvivere. E come si è verificato questo fenomeno dell'antibiotico resistenza? Si è verificato perché noi abbiamo usato troppi antibiotici per curare noi stessi, per fare le coperture antibiotiche, perché vatte la pesca, perché sono stati usati troppo antibiotici negli animali, in agricoltura, in alcune parti del mondo li usano anche per trattare le malattie delle piante, e quindi questi antibiotici che fanno cambiare i batteri e li rendono ancora più aggressivi, sono nell'ambiente, perché quando io prendo l'antibiotico, questo antibiotico mi va nella pancia, intanto stende 2 chili di batteri buoni che io ho nella pancia, ma poi dalla pancia dove va a finire? Va a finire nella fogna, e dalla fogna e l'acqua e la terra dove va a finire? Va a finire nell'ambiente, e quindi va ad alterare il microbiota dell'ambiente. E quindi noi dobbiamo, ed una delle cose che vi pregherò di fare, è di essere più attenti a questo fenomeno dell'antibiotico resistenza, perché siamo noi che lo stiamo creando. Parliamo un po' di aria. Allora, io ho lavorato fino a qualche giorno fa all'Università della Florida, dove da giugno a settembre c'è la stagione degli uragani. Questi sono gli uragani del 2020 o 21, e sinceramente non me lo ricordo, e gli uragani vengono battezzati con le lettere dell'alfabeto, quindi i primi che arrivano all'inizio della stagione cominciano Anna, Barbara, Carlotta, no? ABC. Nel 2020 hanno finito le lettere dell'alfabeto, perché siamo arrivati a alfa, beta, gamma, delta, epsilon per la prima volta. Quindi vuol dire che questi fenomeni, che sono dei fenomeni, cioè voi qua quando parlate della bomba d'aria, la bomba d'acqua, del vento forte, della bora, altro livello, questa roba qua. Si sono moltiplicati nel corso degli anni. E che cosa fanno gli spostamenti di grandi masse d'aria? Portano in giro con sé un sacco di cose, tra cui anche i patogeni, oltre che i pollini, le piante e le specie invasive, eccetera, eccetera. Noi siamo genitori e siamo nonni di una generazione nuova
una generazione che ha tutt'altra attenzione all'ambiente. E perché metto su questa immagine? Io ho una figlia di 18 anni che si interroga moltissimo su come sarà il mondo che noi lasciamo alla sua generazione. Bene, non so se qua vi siete accorti, ma io credo di sì. Quando ci si è fermati per via della pandemia, è cambiato tutto. L'aria è ridiventata pulita, l'acqua è ridiventata più pulita. Allora io non sono un estremista che dice che dobbiamo vivere nelle caverne e non usare neanche il sapone. Sto dicendo però che certe cose, come le abbiamo fatte, non le possiamo fare più. Anche perché basta che ci fermiamo un attimo che Madre Natura abbraccia e si riprende i suoi spazi e ci riporta l'aria pulita e ci riporta all'equilibrio precedente. E quindi se noi riusciamo a capire che dobbiamo essere più guardiani e meno invasori, possiamo ognuno di noi contribuire al riequilibrio di questi 4 elementi. E arriviamo al fuoco. Vabbè, anche quest'anno qui ci sono stati degli incendi devastanti. Gli incendi fanno scappare le persone, fanno scappare gli animali. Forse vi ricorderete, prima della pandemia c'era stato in Australia degli incendi pazzi, si vedevano i koala tutti col naso pelato, poveretti, morti di fame, morti... Ecco, allora l'incendio distrugge degli equilibri che sono lì da migliaia di anni. E questo noi non possiamo permetterlo, perché se gli animali scappano, se le persone scappano, è chiaro che tutto deve riorganizzarsi. Ma non solo, perché il fuoco, voi sapete, è anche il sole che ci serve per sopravvivere, il sole che permette la fotosintesi, che ci permette di esistere, cioè se qua si spegne il sole siamo morti così. Però adesso il caldo sta diventando un vero problema e riassumo quello che mi dice mia figlia. Mia figlia mi dice: mamma, allora, ma tu lo sai che la mia aspettativa di vita, cioè di lei, è più o meno come la tua, cioè la mia, di Ilaria, ma l'aspettativa di vita dei miei figli è più breve e questo, ve lo dico io, non me lo dice lei, non è giusto, perché il cambiamento climatico avrà delle ripercussioni sulla salute nostra, non solo per il caldo, per le malattie trasmesse da vettori, per le zone costiere, per il livello del mare che si alza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è qualcosa che noi possiamo far finta che di punto in bianco scomparirà, perché stiamo andando in una direzione che non è la direzione giusta. E voi direte: vabbè, ma noi non ce la facciamo più, cioè abbiamo avuto la pandemia, la guerra e adesso il cambiamento climatico, la crisi alimentare. È vero, però è vero anche che noi siamo esseri umani con capacità aumentate, perché noi che siamo collegati, tutti di voi, tutti, siete collegati a almeno 7 device, fra telefono, iPad, l'altro telefono, la televisione, il computer, ecco. E con questi strumenti noi possiamo fare delle cose che sono delle cose che erano prima impensabili e che però adesso stanno diventando anche parte del nostro modo di essere cittadini attivi. Quindi se vedi una cosa che non ti piace, tu puoi fare una foto e la puoi mandare alla ASL, per esempio, no? Vedi una moria di pesci, prendi subito, fai una foto e la mandi alla ASL. I cinghiali a Roma. Cioè, vogliamo parlare dei cinghiali a Roma? Che tutti si sono girati dall'altra parte e praticamente hanno devastato, oltre che portano la peste suina, eccetera, eccetera. Se tu vedi un cinghiale a Roma, non puoi girarti dall'altra parte, devi renderti conto che se noi abbiamo eradicato il randagismo dei cani e dei gatti perché portavano la rabbia ed altre malattie, non è che i cinghiali sono tanto meglio, E quindi questo è un problema che riguarda tutti noi. E quindi con gli strumenti incredibili che abbiamo dobbiamo
dobbiamo proporci come attori di un modo diverso di affrontare i problemi della salute. E qui vi faccio una piccola sintesi. Voi sapete che ci sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile, che è l'unica strada che ci abbiamo. Cioè non è che ci sono delle altre strade. Quella ci abbiamo, sono lì da un pezzo, bisogna però che ognuno di noi lo capisca e capisca che questa agenda deve muoversi in avanti tutta insieme. E vi voglio così riassumere alcune cose che ho detto per mostrarvi come la terra e la salute della terra influenza la salute delle persone, l'acqua e la salute dell'acqua, dal colera alle microplastiche, influenza la salute delle persone, l'aria e la salute dell'aria, lo abbiamo visto con i dati, scusate, del Covid e della pianura padana, che praticamente a causa, diciamo, di una qualità dell'aria non ottimale, diciamo così, c'è stato casi più gravi e anche mortalità maggiore, e anche il fuoco. Il fuoco anch'esso influenza la nostra salute. Salute circolare che cosa vuol dire? Vuol dire comprendere che la nostra salute non dipende solo da se prendo questa medicina, se faccio questo, se faccio quest'altro, ma dipende dalla salute dell'intero sistema. E quindi gli obiettivi di sviluppo sostenibile che noi dobbiamo portare avanti possono diventare un veicolo per migliorare la nostra salute. E quindi quello che dobbiamo fare prima di tutto è capire che noi siamo una parte di un sistema, non siamo il vertice che può fare quello che vuole, distruggere, inquinare, sporcare, devastare. Noi siamo una pedina e se non ci comportiamo come pedina intelligente, ahimè, le nostre stesse azioni ci si ritorceranno contro. E voi mi dite, vabbè, la capua però adesso basta perché è diventata un po' pesante, un po' che sarà diventata vecchia, antipatica, ma cosa posso fare io? Cosa posso fare io? Allora, number one, non buttate i farmaci nell'immondizia. Punto. Antibiotici, psicofarmaci, antidepressivi, quelli secondo voi dove vanno a finire? Vanno a finire nell'ambiente. E se, scusate, adesso vi dico una cosa un po' buffa, la pantegana si prende l'antidepressivo, non se lo prende, ma se voi lo buttate, cioè le pantegane ci sono, non è che non ci sono. La pantegana cambia il suo comportamento, fa delle cose strane, in questo crea una serie di effetti domino che non vanno bene. Nelle farmacie, e non so se c'è qua qualcuno del comune di Venezia, bisogna assolutamente incentivare le persone a utilizzare questi bidoni per il recupero e il riciclo dei farmaci, perché se non si usano questi vanno a finire nell'acqua che beviamo o nella terra di cui ci nutriamo. A Bologna, per esempio, l'altro giorno ho visto che è stata fatta una campagna, tappezzata la città con questo messaggio sugli antibiotici. Gli antibiotici vanno usati quando servono veramente, non quando, ma adesso me ne prendo 3 pastiglie, poi mi fermo, no, perché abbiamo questo grandissimo problema dell'antibiotico resistenza. Non sprecate l'acqua, vi prego, non sprecate l'acqua. L'acqua va recuperata se ognuno di voi spreca 10 litri di acqua in meno, guardate quanti siamo, e moltiplichiamolo. Noi vogliamo stare con la siccità? Vogliamo stare con l'acqua razionata in futuro? No.
E allora bisogna mettersi nell'ordine di idee di non sprecarla l'acqua. E poi, come diceva Antonella, bisogna essere parte della città, bisogna sentirsi parte integrante della città. Allora, insieme a Maria Lodovica Gullino in arancione, a Ilaria Borletti Buitoni con le scarpe rosse, abbiamo costituito un'associazione che si chiama We Tree. We Tree vuole portare dei boschi urbani all'interno delle città per fare avvicinare le persone all'importanza del verde urbano. Cioè, ma voi lo sapete che poi qua, stando qua, lo sapete, lì dove c'è un po' di verde la temperatura è più bassa, per esempio. Fare avvicinare la cittadinanza alla biodiversità che si può avere all'interno di un giardino o di uno spazio cittadino. Questi giardini, questi spazi li abbiamo dedicati quasi tutti. C'è un uomo, Primo Levi, a cui abbiamo dedicato un albero che è piantato in Piemonte, ma sono quasi tutti dedicati a donne. Perché? Perché le donne possono rappresentare la molla per il cambiamento. Le donne, che sono la rete d'acciaio che tiene insieme la società, devono essere riconosciute e possono essere fonte di ispirazione per le generazioni future. E il verde porta ossigeno. Il verde porta ossigeno e noi abbiamo bisogno di ossigeno non solo per respirare e per sopravvivere, ma anche di ossigeno per la testa. E con questo io vi ringrazio, vi saluto e vi dico che io non solo in queste cose ci credo, perché ci credo veramente. Questo approccio integrato alla salute è quello su cui ho lavorato e su cui mi sono impegnata mentre ero in Florida. Adesso io tornerò in Europa a portare queste idee ai cittadini europei e ovviamente agli italiani. Io ne scrivo per gli adulti, ne scrivo per i bambini, ne scrivo per tutti, perché io credo che salute circolare sia veramente l'unica via possibile e questa unica via possibile la dobbiamo portare avanti noi come comunità dal basso, assumendoci ognuno di noi la nostra piccola responsabilità di non buttare quel farmaco dentro il secco, vabbè che mi frega, ecco. E abbiamo, secondo me, come persone di cultura, come diceva prima la nostra fantastica ed energeticissima Presidente, di farlo vedere anche agli altri. E quindi vi invito anche voi ad abbracciare la salute circolare. Grazie. Grazie. Viva Venezia e l'Ateneo! Vi ho convinti? Grazie. Allora, Grazie. Un uomo che credo non stava bene, una donna, quindi il nostro vicepresidente. Grazie moltissime. Grazie veramente di questa accoglienza importante per me, molto importante. Grazie. Ancora grazie Ilaria Capo. Vorrei chiamare qui il comitato di presidenza. Grazie. Sapete chi siete? Sì. Ecco, allora, in
inauguriamo insieme con il suono della campanella il 211° anno dell'Ateneo Veneto.